Presidenti, onorevoli consiglieri regionali, magnifico Rettore, autorità tutte, signore e signori. Viva Verdi! Era questo l'urlo dei patrioti anti-austriaci durante il nostro risorgimento. Lo scrivevano con un puntino, dopo ogni lettera, a significare «Viva Vittorio Emanuele, Re d'Italia». Non appaia paradossale quindi se anche chi crede nel sistema federalista pone l'accento sul musicista che più di altri ha rappresentato la voglia di Italia unita, una e indivisibile. Il federalismo, a mio avviso, va letto proprio in questo senso, un modo per unire nel rispetto dei principi sacrosanti di libertà, equità, autonomia. Se fossimo americani, potremmo dire che il federalismo è, per l'unità d'Italia, la nostra nuova frontiera. Sono stata consigliere regionale e sono felice che la città e la provincia di Padova, in questo giorno così simbolico, ospitino questo consiglio. Sono felice che sia stata scelta proprio la città di Padova e la sede della nostra prestigiosa università. Oggi, qui, si somma prestigio a prestigio e si rende chiaro a tutti gli italiani che i veneti hanno a cuore, davvero a cuore, il destino di tutta l'Italia. Nelle aule di questa università, che è stata protagonista sempre nella nostra storia, già dal 1945 Silvio Trentin contestava l'accentramento dei poteri e proponeva un nuovo federalismo. Così come oggi continuano a fare dal nostro Bo valenti costituzionalisti. Da questa università raccogliamo pensieri lucidi che nelle aule del Consiglio regionale del Veneto abbiamo dibattuto e che ora voi, consiglieri regionali, state continuando a dibattere in vista di uno statuto rinnovato che auspico avremo presto modo di vedere, perché la Costituzione dei Veneti troverà la nostra forte vocazione all'autonomia e alla sussidiarietà. Se ci sono state idee sconfitte nel nostro risorgimento, queste sono state le idee federaliste, di matrice cattolica e autenticamente liberali. Idee che dobbiamo riscattare perché il nostro Veneto, tutto il Veneto, dal 1848 in poi è sempre stato autenticamente cattolico e autenticamente liberale e dunque oggi non può non venire dal Veneto la più forte spinta federalista e insieme la più forte convinzione che solo nell'unità della patria questa nuova frontiera potrà compiersi. La storia non giustifica e non deplora, scriveva Eugenio Montale, e forse dovremmo prendere insegnamento da questo nostro grande poeta. La nostra storia d'Italia, da quel 17 marzo 1861, è andata come è andata. Non facciamo ideologie, siamo italiani, siamo veneti, siamo padovani. Siamo quello che siamo diventati e da oggi quello che decideremo di diventare domani. Concludo. Il nostro Consiglio regionale, che lo scorso anno ha festeggiato i suoi primi 40 anni, rappresenta tutti i veneti ed è espressione della nostra più alta cultura politica. Credo siano stati 40 anni di buon governo all'interno di questi 150 anni italiani, durante i quali, nonostante tutto, il nostro Paese è diventato una potenza mondiale, un Paese ricco e avanzato. E in questi decenni anche il Veneto è diventata, da regione di emigrazione di massa, regione di immigrazione di massa. Tutto questo ha sicuramente un significato. Tutto questo dovrà pur essere visto dal lato positivo. Tutto questo è avvenuto perché noi, e altri prima di noi, hanno scelto quali valori fondanti l'azione politica e amministrativa, la libertà, il libero mercato, il sistema occidentale del mondo. Se a questi principi, nei momenti difficili, sapremo aggiungere la forza di non lasciare indietro nessuno, allora sono convinta continueremo ad essere un Paese unito, solidale, forte delle nostre tradizioni storiche, culturali e religiose. Riguardo questo voglio ricordare anche la recente visita al Consiglio regionale del Patriarca di Venezia, Cardinale Angelo Scola. In quella occasione il Presidente Zaia ebbe modo di dire che è sempre nostro dovere pensare agli ultimi, facendo in modo che ultimi non diventino quelli che erano primi. Concordo pienamente col Presidente della Regione e aggiungo che è un dovere
che ci appartiene come veneti nei confronti di tutti i veneti e però anche come italiani nei confronti di tutti gli italiani. Dobbiamo pensare allora più all'Italia dei prossimi 150 anni che a quelli passati. Noi tutti dovremmo pensarci come nuovi garibaldini, in grado di concepire un metodo federalista capace di valorizzare l'unità del nostro popolo e di renderla concreta ed equa. E soprattutto noi, padovani e veneti, non dovremmo mai dimenticare la nostra fonte di origine e vitalità, che è sintesi di più civiltà, quella greca, quella romana, quella ebraica e quella cristiana. Viva Padova, viva il Veneto, viva l'Italia! Ricordiamo che Barbara Degani, oggi presidente della provincia di Padova, ha una lunga esperienza, è stata a lungo consigliere regionale del Veneto e dunque questa sua sensibilità l'ha dimostrata tutta.